Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Insomma, vorrei un grande applauso per la nostra Natalia Ceravolo. Natalia, prego, accomodati, benvenuta. Ciao Mao, benvenuto, Oh. ben trovato, benvenuto a tutti. Allora, sono molto contento di averti qui. Ma la al mia mio sedia è fianco. più alta della tua. Vabbè, ma io lo faccio perché, sai, sennò poi dice, per come si dice adesso, per pari opportunità. Ah, grazie. Per le pari opportunità lo fa. È la sedia a quota rosa Esatto, questa. così Grazie. abbiamo qui la possibilità di fare una chiacchierata con una scrittrice, perché da poco è uscito questo tuo ultimo lavoro che celebra l'errore. Ne abbiamo anche qui praticamente una copia, un libro Sì. per ragazzi. No, sì, è un libro per un albo illustrato, si intitola Il posto dell'errore, è stato pubblicato da una casa editrice che si occupa proprio specializzata di albi illustrati, che si chiama Saremo Alberi. E in realtà, come insomma dicevamo un po' dietro le quinte, non so, così, mi sta stupendo molto il fatto che il libro, secondo la casa editrice, insomma, è dedicato a quella fascia d'età che va dai 5 agli 8 anni, e invece lo stanno leggendo moltissimo gli adolescenti. E infatti questo è un caso anche letterario che adesso noi andremo a scoprire, ma andiamo con calma, andiamo prima a scoprire il personaggio di Natalia, perché tu, diciamo, nasci come avvocato, perché diciamo, questo studi ognuno ha i propri giurisprudenza. errori, No, ognuno nel ha i senso, cioè, tu studi giurisprudenza, tant'è che adesso sei anche docente, insomma, insegni anche diritto. Sì, esatto, però, sì. insomma, Insomma, sono stata per un tratto di strada della mia vita l'orgoglio di mio padre, quindi quelle cose fatte bene, studio è già qualcosa, Esatto, sì. c'è un tratto. Poi però il finale è andato diversamente, ma non spoileriamo troppo. Studio vero. giurisprudenza, la studio anche con notevole passione, divento avvocato qua a Torino all'età di 24 anni, quindi una carriera folgorante. Perché tu, diciamo, come anche parte dei miei parenti, nasci giù. Diciamo, Nasco in perché sei Calabria. nasci in Nasco in Calabria, Calabria. e poi vieni a studiare qua a Torino. No, io studio a Pisa. A Pisa, vedi che Ho questo non lo fatto sapevo. il Sant'Anna, che è il corrispettivo della Normale per le scienze applicate. Lì hai conosciuto D'Alema, quella gente? No, D'Alema non si è mai laureato, Gli è mancavano vero. 2 esami per laurearsi, vero. sì. C'era questa C'era cosa che altro da fare. aleggiava. Esatto, E gliene aleggiava fregava questa lavorare. cosa che insomma, mentre fondava comunismo, giusto? Mi sembrava dicevano così, no? Partito... Mi sembra che ci fosse una volta il partito, poi non c'è successo quella qualcosa, cosa lì niente. comunque sì, mancavano 2 esami per laurearsi. A me invece non sono mancati, l'ho fatto, arrivo a Torino e inizio subito, insomma, a fare il praticante avvocato, quindi volontariato per i primi 6 mesi della mia vita. Sì, perché questo purtroppo è la prassi in Italia, diciamo, di chi Esatto. si laurea e poi deve cominciare a mettere anche avanti dei soldi per andare a lavorare gratis. Con per un gente, po'. tra l'altro, ho fatto praticantato in uno studio che veramente i soldi li impalava. Quindi era Grande Stevens, tu eri, era Esatto. grande Stevens. Eri da lui proprio, no? Sì, Veramente giuro. buttata lì così, no? Perché qui diciamo c'è il dottor Lo Sapio che viene tutte le domeniche, Ok. e per lui il suo avvocato è grande Stevens, però insomma, sì. e quindi diciamo, era una battuta, Buonanima, invece sì, lavoravi esatto. proprio lì, da Esatto, Franzo, da Franzo. E quindi niente, ma infatti ho detto, ma come la fa a sapere questa no, cosa? guarda, è stato ma vabbè. proprio un caso, cioè, no? E quindi in questo mondo molto ricco io ero proprio la ragazza di provincia che non prendeva una lira per 6 mesi. Poi ho fatto sempre un po' il mestiere dell'avvocato in Fiat, quindi ho continuato la condotta. Poi Hai continuato i lavori forzati, esatto, poi a un Fiat. certo punto ci sono stati 2 grandi eventi nella mia vita. Nel 2009 frequento la scuola Holden, che era un po' il mio sogno, ma insomma costando anche quelle, io come ho già detto prima non pigliavo una lira, quindi insomma mi sembrava di non potermela permettere. A un certo punto con la mia prima 13ª pago la scuola Holden e faccio la scuola Holden serale per 18 mesi. E poi c'è un poi. Allora, la scuola Holden, ricordiamolo, all'epoca era ancora in Corso Dante, è una scuola, diciamo, per scrittori, come potremmo dire, insomma, in maniera un po'. Una scuola per scrittori, tra l'altro,
anche una situazione abbastanza unica in Italia, no? Perché diciamo un po' la scuola di Baricco è animata dal fatto che ci sia questo grosso Baricco. artista, che ci sia lui. Esatto, sì. E quindi, però insomma in questa scuola tu hai per certi versi anche un po' fatto pace con tutta quella letteratura che prima era tecnica, Sì. insomma, che però ti sei sempre divorata già da bambina. Sì, esatto. Diciamo che inizio a capire di non essere del tutto pazza, o meglio, che non ero l'unica pazza al mondo. Diciamo che io ho sempre, per lungo tempo nella mia vita, ho pensato che diciamo che la mia esistenza fosse divisa in due parti. Una parte è quella dell'obbligo, quella in cui mi sentivo obbligata, tenuta a fare anche delle cose che non mi piacevano ma che erano universalmente riconosciute come giuste, e poi soprattutto nella parte notturna, serale, anche la Holden fu serale, forse questo è il leitmotiv davvero della mia vita, mi rifugiavo un po' in quello che speravo potesse essere una cosa giusta ma che non era riconosciuta come tale. La scuola di scrittura un po' era così, l'ho vissuta come se fosse un sogno che non volevo perdere, ma anche un po' nascondere, perché per tanto tempo poi in realtà non ho scritto. Io la scuola Holden l'ho frequentata nel 2009, quindi insomma se pensiamo che la prima pubblicazione ufficiale è del 2024... Vabbè, ci hai messo un po', come dire, a maturare questa tua... Esatto, ma io ce ne vorrei... fosse di gente come te che aspetta prima di cominciare a scrivere, secondo me questo dovrebbe essere quasi, come dire, un consiglio che diamo, perché è meglio prepararsi bene, tant'è che adesso che ti è uscito il libro è diventato abbastanza, insomma, è un caso, e quindi è un libro fatto insomma con... Però mi interessava invece questa cosa qui, che in qualche modo la scuola Holden è stata un po' da volano per mettere in pace un po' anche le tue passioni, per poterle esprimere, no? Sì, Qualcosa che hai assolutamente. tenuto, cioè che avevi già da bambina, perché io ho visto una tua intervista dove tu racconti che hai imparato a leggere prima di andare a scuola. Sì, ho imparato a leggere a casa dei miei nonni a 4 anni e mezzo, un po' perché dai miei nonni, adesso ci sono i nonni e i genitori, no, tu lo sai anche, noi con i figli cerchiamo di fargli fare 1000 attività, forse pure troppe, invece dai miei nonni, quando mamma e papà lavoravano, io stavo dai nonni, quella era sacra, l'attività. esatto. Quindi mio nonno aveva una falegnameria, ogni tanto andavo giù in cantina a vedere come costruiva. La maggior parte del mio tempo sfogliavo questi libri, quindi non so, Piccole donne, Pattini d'acciaio, tutti i grandi classici per bambini, perché i miei nonni, compresa mia madre, avevano altre 3 figlie, quindi sono genitori di 4. Adesso i miei nonni non ci sono più, ho perso l'ultima nonna 2 settimane fa, quindi non sono più fisicamente nipote di nessuno. Mi porto in eredità il fatto che tante cose le ho imparate in quella piccola casa in via Principe Luigi, in cui ho imparato tra le altre cose a leggere anche una grafia piccolissima, perché loro non avevano libri per bambini. Il mio primo libro in assoluto è stato Piccole donne, e quando poi ho iniziato a frequentare la scuola elementare nessuno credeva che io sapessi leggere. E quindi pensavo che tu mi Che imparassi a inventassi, invece tu memoria. andavi pure, Che imparassi quindi a memoria anche le sta cosa letturine. che negli anni, pensa te. Invece questa cosa qui ti è rimasta. La scuola Sì. Holden ti ha fatto fare un po' pace con questo aspetto, diciamo, della Sì, tua... mi ha fatto anche tanto incazzare, bisogna dire la verità. Ah, sì? Sì, nel senso che ho visto anche da vicino delle cose che non è che mi piacessero tanto. Innanzitutto dover necessariamente credere che esista un unico stile di scrittura o che esista un saper scrivere generale. Secondo me la scrittura ha 2 grandi tempi. Il primo tempo è quello in cui hai una dote, saper suonare, avere l'istinto, no? Insegnamelo tu, no? C'hai un istinto, c'hai un qualcosa che quando vedi uno strumento, ma suppongo che tu provi qualcosa. Ecco, io quando scrivo o quando penso qualcosa provo. Detto questo, non tutti quelli che scrivono provano, perché adesso si scrive sui social, si scrivono i post, cioè non è che è tutto scrittura. Detto questo, non esiste un unico modo per saper scrivere, secondo me. Invece nella scuola Holden un po' il pensiero che il flusso di coscienza fosse la modalità corretta per esprimere i propri sentimenti c'era, aleggiava questa cosa qui. Un po' perché Baricco in questo è oggettivamente maestro. È chiaro, tu dici, era una scuola con il suo imprinting, con la sua impronta, quindi evidentemente lì si faceva come faceva il maestro. Esatto. Giustamente quando uno poi diventa maturo, diventa maestro di se stesso. Probabilmente poi quando le cose diventano troppo c'è quella faziosità nel perdere la naturalezza. E un po' questa roba mi ha allontanata per un periodo da quel tipo di manierismo lì.
da quel tipo di maniera, però poi i corsi e ricorsi in qualche modo c'entra un po' anche, diciamo, la tua esperienza con la scuola Holden. Sei diventata una divulgatrice, diciamo, in qualche modo, no? Perché hai questa rubrica radiofonica su Radio Capital tutte le domeniche con la Betty Senatore. Betty Senatore, un lapso che Betty Senatore è un'istituzione della sì, radio, è vero, veramente da un sacco di anni. Tra l'altro mi stupisce tantissimo questa cosa, adesso la conosco ormai da 4 anni e in realtà nei vocali, nelle telefonate, lei ha un accento toscano fortissimo che perde totalmente diventando con una dizione perfetta quando è in radio. Guarda, ma questo e è io tipico, invece continuo a perché lei parlare ha come la cominciato- piccola Natalia di provincia. Ma certo, perché lei ha cominciato a fare radio negli anni '80, allora tu devi sapere che quelli che facevano la radio negli anni '80 li salutavi, ciao, come va, tutto bene, poi parti, benissimo ragazzi, benvenuti, eccoci qui ad Autoradio, siamo perfettamente così, e gli entra sto figlio, come se avessero l'autotune. Esatto. Ma quella è un vezzo anni '80, capito? È un vezzo anni '80 che io all'epoca sfottevo un po', perché figurati anche io in radio Prego, non mi riuscivo parli a per parlare 2 così. minuti, come Vuoi che grazie. ti parlo in questo Ti modo, prego, come 2 fossimo minuti. anche alle giostre. Era una modalità, però effettivamente lei ce l'ha e quella cosa piace, è una di quelle proprio, diciamo, storiche. Però a parte, diciamo, le inflessioni e le pronunce, la cosa che volevo insomma sottolineare è questa rubrica che tu tieni, dove praticamente le serie TV Sì. gli fai vedere da dove nascono, insomma. Ma no, allora Adesso sono stato un po' provocatorio, no, però in realtà, spiega sì. bene tu. No, in realtà cerco sempre di collegare a livello argomentativo una serie TV o un film a un romanzo, quindi non serie tratte da romanzi, che adesso funziona tanto, no? Insomma, la serie tratta da Jane Austen, no, proprio trovare un fil rouge che lega proprio l'argomento della serie TV con un argomento del romanzo, ed è tutto nato durante il Covid, grazie a una serie TV che io ho amato, che è Fleabag, e che mi ha ricordato un libro che avevo letto anni prima, di cui avevo visto anche la trasposizione teatrale, che è Memorie di una vagina, perché avevano tante cose in comune, il personaggio femminile, lo squartare, insomma, la quarta dimensione, perché lei molto spesso si gira e parla direttamente con il telespettatore, ignorando che insomma ci sia una trama di mezzo, quindi lei dice al telespettatore ipotetico quello che pensa davvero, e poi c'è tutta la trama della serie TV. In Memoria della vagina funziona esattamente così, e ho pensato questa cosa e l'ho scritta a Mauro De Marco, che è un nostro, cioè un tuo, perché io sono calabrese, quindi un tuo compaesano, conterraneo. Ma anche io comunque sono mezzo pugliese. Vabbè, lui pure mi sembra che non sia sì, proprio De Marco, insomma. E lui mi ha detto: ma sai che non è una cattiva idea, facciamo la domenica, facciamo una prova domenica, ed era 4 anni fa. Quindi insomma È andata benissimo. È andata bene, sì, sta andando bene. Onestamente le serie TV spesso hanno dei riferimenti argomentativi che meritano. Forse nel periodo Covid la qualità era leggermente migliore, adesso su Netflix ne sforano davvero una ogni settimana e molto spesso non sono così alte. Guarda, io non ne guardo manco una, quindi becchi proprio quello sbagliato. Sei appassionato di serie TV? No. La nostra amicizia finisce qua. No, quindi. ma non è che vabbè. non sono appassionato, cioè proprio non le guardo. Cioè, Perché però... non ti piacciono, Mau? Ma perché cioè, alla fine non lo so come Cosa dire. fai la sera? Ma preferisco suonare. Non voglio farmi i cazzi tuoi, ma preferisco suonare, okay. bighellonare in quel modo lì, diciamo, non ok. mi piace. La serie TV mi prende troppo, cioè, dopo. No. Però capisco. Ma ce n'è che... stata una che ti è piaciuta? Ma no, guarda, io sono rimasto. Dopo i Robinson, no, dico. sono rimasto ai telefilm. Sono rimasto ai telefilm. Però vedi che bravo, rimasto ai telefilm. Dopo Fonzi ho fatto fatica, però vabbè, adesso non è questo, diciamo, non era l'oggetto io dell'intervista, ma sei tu, e quindi diciamo questa cosa continua in radio, continua a fare la divulgatrice, ma io direi che potrai fra un po' fare proprio la conduttrice, perché secondo me sei prontissima per farlo. Io non vedo l'ora di sentirti farlo, ma quindi volevo chiederti a questo punto, è uscito da poco, perché è uscito a maggio, 9 questo maggio, sì. libro, abbiamo detto, per bambini, che poi sta diventando in realtà un libro per ragazzi. Hai adesso a questo punto in cantiere che cosa? Uno spettacolo teatrale? No, allora devi sapere che io sto scrivendo veramente da 10 anni un romanzo. Vabbè, giusto, c'è un nuovo romanzo che stai scrivendo da tanto tempo. Ma anche io ci metto tanto a fare le Esatto, cose, figurati. ma perché sono 10 anni che non faccio un album, 2 anni che ne sto facendo uno, quindi ti capisco. Ed è lì, in testa ce l'ho tutto. Poi però la cosa seria è che sono molto
autocritica e in realtà sono molto insicura, cioè per me la scrittura è proprio una manifestazione del mio nudismo. Non mi piace sempre quello che scrivo, quindi anche se potenzialmente magari so che potrebbe funzionare o che potrebbe essere letto, spesso se non mi piace cancello. No, ma ti capisco, anch'io, figurati, ho un hard disk pieno di roba, cioè non che scriva, diciamo, romanzi, ecco. No, però no, anzi, questa è la verità. Quindi, però ma ci puoi almeno anticipare grosso modo, che ne so, un romanzo noir? No, allora sono 7 personaggi. Se vuoi te lo dico, perché secondo me me lo pubblicherà mio figlio quando muoio. Vabbè, addirittura adesso. Non so, allora si intitola Anatomia di piccoli dolori. Anatomia di piccoli dolori. Sì. E sono 7 personaggi che si incontrano intorno alla bara di una persona che è morta, che è il primo personaggio, che detto così sembra non è distopico, non è neanche splatter, però insomma si incontrano inaspettatamente, in realtà sono tutte collegate tra loro da questa persona che è morta, ma loro non lo sanno ancora. Quindi potrebbe essere anche una cosa teatrale, potrebbe. un atto unico, chi lo sa. Ma secondo me mi servirebbe anche un sottofondo musicale. Ma io figurati, parliamone, ma figurati, ci mancherebbe, anzi fra poco farò di più, perché ti faccio sentire anche tra poco un altro artista. Sono venuti qui con la band, ma io la cosa che prima di lasciarti andare volevo anche chiederti, ma musicalmente tu, perché poi insomma ho visto un po' di interviste, un po' di ma non sei mai riuscito a capire, Natalia, da un punto di vista musicale tu cosa sei stata, metallara, hai invece avuto una fase dark? Allora Mau, io su questo probabilmente sono io il mio primissimo gruppo musicale, l'amore, la folgorazione della mia vita sono stati gli Oasis e i Cranberries. Oasis? Sì. Grandissima fan, tra l'altro io speravo che mio marito Warner, che salutiamo, fosse talmente ricco da potermi comprare questo biglietto da 800 euro per andare a vedere gli Oasis. Bene, scusa, ma anche se lo fosse, ha detto che abbiamo sto mutuo e non possiamo scegliere tra mutuo e Oasis. Ha ragione, sono d'accordo con lui. Poi anni universitari totalmente Modena City Ramblers, ma proprio folle dei Modena City Ramblers. La mia grande passione è sempre il cantautorato italiano. La mia anima gemella musicale è Brunori attualmente. E anche Satelliti mi piace tanto, te l'ho già detto prima. Grazie. E invece testi, liriche per canzoni non ne hai mai scritte? No. Però ho scritto una volta ero nell'epoca universitaria, ho scritto una canzone che una ragazza del mio paese ha cantato in un concorso canoro di San Vito sullo Ionio. Che è rimasta là. Fortunatamente non c'era Instagram, quindi non è girata tanto. Vabbè, però voglio dire, abbiamo capito che sei sempre in completa trasformazione, quindi non escludiamo anche, che ne so, lavori teatrali o diciamo liriche per canzoni. Possiamo dire, non lo escludiamo. Mi piacerebbe molto scrivere delle canzoni. Non lo escludiamo, però, come dire, vi consigliamo tantissimo quest'ultimo invece lavoro, il tuo romanzo, ripetiamo il titolo di quello che deve ancora uscire. Quello che è già uscito, quello di maggio. Il posto dell'errore. Il posto dell'errore è un albo illustrato, sì. Questo lo ricordiamo e ti ringrazio tantissimo di essere venuta qui al salotto, e spero di riaverti prestissimo per un nuovo. Grazie di cuore, per me è un onore essere qua, grazie mille. È stato un piacere, grazie ancora a Natalia Ceravolo. Grazie Natalia. Allora io adesso come fossimo dobbiamo fare un cambio palco veloce, intanto vi faccio accomodare anche loro sul palco, perché abbiamo qui il piacere di avere Salotto di Mao.